Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Quando la morsa del caldo non ne vuole sapere di mollare la presa, quando il termometro sembra essersi dimenticato dell'esistenza di numeri inferiori al 30, quando la fronte si riempie di sudore alla sola idea di uscire di casa o quando, peggio, a casa il condizionatore non c'è e il soggiorno non è molto diverso da un forno. In tutti questi casi, aspettando le vacanze vere al mare o magari in alternativa alle spiagge e dalle code in auto, allora per i trevigiani l'ultima spiaggia, è proprio il caso di dirlo, è il Piave. Non sono in pochi a sceglierlo e così si presentava il fiume all'ora di pranzo all'altezza di Ponte di Piave. Da fiume sacro alla patria a fiume consacrato, per così dire, al refrigerio dalla calura tropicale. Meglio il fiume perché non c'è tanta gente qua, è più tranquillo. In questi giorni di caldo torrido va bene anche il Piave. Esatto, pur di stare su un posto dove c'è un po' di fresco, va benissimo il Piave. Che non è più inquinato da 30 anni per via dei depuratori delle cantine che una volta inquinavano, lasciavano tutti i scoli. Per fortuna oggi abbiamo la salvaguardia di queste cose. Perché siamo più vicini e perché c'è anche molta meno gente, veniamo qua, siamo più tranquilli, ci facciamo la grigliatina. Sa che si sta bene, io riesco a leggere solo qua al Piave. Se tira un po' d'aria, sembra essere in Sardegna, speriamo. E pazienza se invece di sabbia, onde e palme, l'orizzonte è solcato dai cavalcavia, con camion e auto che ci passano sopra. L'acqua non è male, dicono, anche se un po' di rispetto in più ci vorrebbe, evitando di mollare i rifiuti ovunque. Stiamo male a vedere queste cose perché purtroppo è di tutti il Piave, però se continuiamo così diventa un'immondizia di tutto quanto.